Quality è uno spin-off dell'Università di Trieste, oltre ad essere uno spin-off dell'Università di Trieste è anche una startup innovativa e si occupa di valutazione di impatto sociale. La cultura e la creatività sono dei settori che che sviluppano lavoro sul territorio. Quello che cerchiamo di fare noi attraverso la digitalizzazione delle principali tecniche che provengono dall'ambito sociale e dall'ambito psicologico è proprio quello di offrire degli strumenti per poter sviluppare quello che viene definito l'approccio data driven, cioè un approccio nella realizzazione delle proprie attività che si basi su una raccolta di dati e informazioni che poi permetta, in questo caso rispetto all'impatto, di poter anche programmare nella maniera più efficace e più efficiente le proprie attività. In un momento come questo in cui si parla di ripartenza per diversi settori e tra questi settori sicuramente c'è anche quello culturale e creativo, è chiaro che l'intervento dei fondi europei, siano essi strutturali o provenienti dai recovery plan, dal futuro piano di rilancio che è stato fatto a livello europeo, saranno fondamentali proprio per portare quella componente di innovazione della quale in questo momento noi necessitiamo, nella misura in cui, volente o nolente, il contesto all'interno del quale operano le imprese culturali e creative è decisamente cambiato. La distanza tra lo spettatore poi e il fruitore comunque di attività culturali e creative ha imposto nuovi modi, prevalentemente con una componente digitale, di interfacciarsi con i propri utenti, con i propri fruitori, che impone sicuramente di sviluppare strumenti e tecniche che passino proprio attraverso l'innovazione tecnologica, e in questo chiaramente i fondi europei, indipendentemente dalla loro natura, possono essere estremamente utili nella misura in cui però chiaramente ci sarà anche l'opportunità di accedervi quanto più facilmente possibile.